E dunque li ringraziamo per il podio dello stile libero Zurdoki Zuin, il vincitore per il Sudafrica, Miles Brown. Proseguiamo con i 200 stile libero femminili, terza e medaglia di bronzo in 2.06.85, rappresentativa rosa, Morgan Farronato. Second place and silver medalist representing Graz, 2.44, Claudia Hofnagl. E primo posto e medaglia d'oro, vincitrice dei 200 stile libero femminili, 2.01.23 il suo tempo, team nuoto Toscana Empoli, la sua società, Linda Caponi. Per la serie 4 ragazzi maschi si preparano in 2 Cristian Dalmas, in 3 Alessandro Visintin, in 4 Reis Hassim, in 5 Matteo D'Avanzo, in 6 Angelo Formentin e in 7 Divan Bester. Alessia Barison 1.09.46, suo il miglior passaggio ai 100 metri di gara davanti a Francesca Denardi, 1.10.94 in acqua con la prima serie, classe 2002, la Tollot, la Tosini e la Fanfani che nuotano rispettivamente in prima, seconda e sesta corsia, tutte le altre atlete nate nel 2001. Francesca Denardi, suo il miglior tempo di iscrizione, Alessia Barison al comando ai 100 metri, vediamo la situazione ai 150 metri, ancora Alessia Barison, portacolori del Padova Nuoto, 38,76 sui terzi 100 metri, Francesca Denardi 40,00, Lavinia Fanfani 40,26 in terza posizione. Siamo ormai alle ultime bracciate per Alessia Barison che nuota in quinta corsia. Suo tempo di iscrizione 2.33.46. Vediamo quello che è l'epilogo, il suo risultato ufficioso al touch. Dopo questi 200 farfalla ragazze, 2.29.58 Alessia Barison. Seconda posizione Francesca Denardi, 2.31.60. Al terzo posto Lavinia Fanfani, 2.33.08.